bellissimo, fatto da Dio. Robert De Niro e Federer. Ma ha detto, lo facciamo, tiriamo fuori, mi dica, c'è un video, mi diceva? C'è un video. Dennis, ascolta Dennis, che poi vengo da te. C'è un video? C'è un video dove c'è Federer e Robert De Niro che parlano della Svizzera. Ma la promuove. E promuove la Svizzera. È sbagliato metterlo? No, è la concorrenza. No, ma non è che concorrenza. È bello da un punto di vista estetico. Ma siccome è bello, lo mettiamo, poi concorrenza. Per me è semplicemente che noi siamo sempre stati, no? C'è stato alle fiere, c'era Padova, c'era Abano, c'era ognuno per conto suo, nessuno voleva stare vicino a Venezia perché Venezia mi sovrasta, ditemi se dico qualcosa di sbagliato, mentre abbiamo un Federer che spinge il paese Svizzera verso il mondo. Adesso lo facciamo vedere perché se è utile. Gli dia un'occhiata prima, poi c'è la concorrenza, però togliamo la concorrenza. È bello in sé, è veramente un bel prodotto. E poi tagliamo, scriviamo attenti e concorrenza. Allora saluto collegato il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, lo ringrazio. Buonasera sindaco, grazie di essere con noi. Buonasera a lei. Allora, devo dare da Dennis perché arrivano molti messaggi, ovviamente la tematica è molto importante, poi dove terminare il concetto il bozzolo e poi dove parlare con Piccolo. Allora andiamo da Dennis. Dennis, messaggi? Sì, allora leggiamo i primi messaggi dei nostri telespettatori, poi magari più avanti vi do anche una notiziola fresca di oggi relativa ai nostri, per così dire, vicini di casa di San Marino, ma quella ve la darò tra un po'. Intanto possiamo andare con i messaggi. Ci hai messo allerta, dice da subito, no? No, allora la notizia è anche abbastanza curiosa perché San Marino praticamente ha aperto al cosiddetto turismo vaccinale. Vi spiego cos'è. A partire dal 17 maggio i turisti, ma non gli italiani per il momento, quindi la cosa ancora non ci riguarda, potranno acquistare un pacchetto sostanzialmente che comprende 2 dosi di vaccino Sputnik e un soggiorno in un hotel di San Marino di almeno 3 notti per 2 volte i 21 giorni, ovviamente per ricevere la prima e la seconda dose. Il prezzo è di 50 euro per 2 dosi del appunto vaccino russo, che ricordiamo non è ancora stato autorizzato dall'EMA, più il soggiorno in hotel con prenotazione alberghiera 7 giorni prima dell'arrivo. Ecco, c'è da vedere se va di questa cosa. Darici messaggio, andiamo con ordine, i messaggi. Sì, andiamo a leggere allora i primi messaggi dei telespettatori. Il turismo è fatto in gran parte di lavoratori stagionali, estate e inverno. Vorrei ricordare che siamo stati tra i più penalizzati. Tutti ci hanno dimenticato e secondo voi con la ripartenza tornerà tutto come prima? Questo è il primo messaggio. Tamponi a tappeto in stazioni e aeroporti e poi chi è negativo può viaggiare senza problemi. Sarebbe così facile, ci scrive una nostra telespettatrice o un nostro telespettatore. Sul turismo avete ragione, ma vorrei ricordarvi che proprio aver riaperto tutto la scorsa estate ci è costato un inverno pesante. Speriamo di non fare lo stesso errore. Ma non c'erano i vaccini. E poi andiamo anche con il quarto messaggio. Buonasera a tutti, sono un cittadino veneziano. La mia città da quasi 2 anni non vede nessuno da quella famosa acqua alta. Se non trovate il modo di farci tornare le persone, noi scompariamo. Ed è vero che questo. Allora Dennis, se riesci a trovare il video che ha fatto riferimento... Ce l'abbiamo? Allora facciamo che lo vediamo subito. Vedi, capisco che rapidità che riusciamo come televisione, siamo a televisione fuori. Andiamo a vederlo allora, via, vediamolo. La promozione, L'audio, grazie regia. Lo rimettiamo dall'inizio, mettiamo l'audio, ecco, lo rimettiamo dall'inizio con l'audio perché altrimenti perdiamo la cosa più carina. Quando siete pronti lo riproponiamo, grazie. Ovviamente la diretta comporta anche questo, ce l'ha appena indicato, quindi abbiamo messo un sovrappiù alla nostra regia. C'è o non c'è? Non vedo segnale. Dennis c'è o non c'è? Qualche minuto. Qualche minuto? Allora, siamo morti. Qualche minuto, siamo qui una notte intera. La domanda l'ho fatto prima. Allora, questi aerei, questo dipartimento, questi alberghi che hanno metà personale, metà turisti, scusi, non personale, che salgono, che viaggiano, non è un costo per ovviamente le compagnie aeree, per le compagnie navali, per tant'altro, insomma. Come si può? Diciamo che tutti quanti nel comparto... Vuol dire che prima ci guadagniamo una barca di soldi? No. Mi viene questo pensiero cattivo, no? Beh, diciamo, se lei pensa, le compagnie aeree più profittevoli hanno un margine sotto il 10%. Un gruppo Lufthansa ha un margine che si aggira attorno al 5 al 6% in un anno normale. Per cui sono tanti volumi, sì, tanti ricavi, però con margini relativamente essiccati. Per cui si va in perdita molto in fretta.
E quindi? E quindi negli ultimi 12 mesi penso che tutti quanti nel comparto, ma questo parlerei mi permetto, ma perfettamente tutti ragione. quanti hanno operato in perdita. Se non si opera in perdita, il mercato non ripartirà mai. Per cui quello che si sta cercando di tutti quanti è di contenere i costi il più possibile, però dare una spinta per avere una ripartenza. È come nei siti turistici a Padova, Colasio, dove ovviamente non possono entrare molte persone, devono entrare dei numeri limitati. Beh, Cappella degli Scrovegni, noi a regime facevamo entrare ogni quarto d'ora 25 persone, come in un aereo. Abbiamo dovuto ridurre drasticamente da 25 a 10, quindi siamo al 70% di riduzione. Questo però garantisce la sicurezza dell'utenza. Come in un aereo tu entri tranquillamente, è una cabina tecnologica dove prima di entrare in cappella bisogna decantare il carico di polvere e di umidità. Si sta dentro un quarto d'ora, è chiaro che le nostre entrate hanno subito una contrazione anche in questi giorni, però voglio dare, come dicevi giustamente te, vediamo il lato positivo. Sapete cosa è successo poco dopo che abbiamo aperto il sistema museale? Siamo già pieni. Cioè, pur diciamo, con la contrazione fortissima degli accessi consentiti, la cappella è full. Abbiamo aperto Van Gogh, beh, trovatelo voi se siete capaci un biglietto, so che non l'hai trovato, mi hanno informato, ma no, solo guardate i macchiaioli, ecco, la nostra città, come diceva Boaretto, cioè, diciamocela tutta, giustamente Mason diceva, e anche Boaretto, ma abbiamo investito adeguatamente su un profilo forte del turismo culturale. Il Veneto ha potenzialità latenti ancora più significative. Una città come Padova si è scoperta negli ultimi anni città d'arte e i risultati si erano visti negli ultimi anni, perché questa crescita inspiegabile dei flussi turistici, dicevo prima, noi abbiamo da circa 40 paesi originano le presenze a Padova nel sistema museale. Vuol dire che teoricamente hai una potenzialità di pescare che è enorme, devi sapere buttare l'esca. L'esca vuol dire che devi creare interesse, attrattività e investire strategicamente. Padova abbiamo cercato di farlo, sì, la Regione Veneto ha cercato di farlo. Sei stato bravo anche te, è stato bravo anche lei, Assessore, perché te lei è molto bravo. Io volevo dire qualcosa a proposito di questo. Abbiamo il filmato di Bocciolo. Hai filmato, è già pronto? Ce l'abbiamo, Giorgio, ce l'abbiamo, poi ovviamente giustamente Andrea Colasio ha detto, ma se facciamo vedere vanno tutti in Svizzera, ma è piccolina la Svizzera, no? Poi verranno un po' in Italia, quindi andiamo, possiamo andare a vedere il video. È un modo provocatorio, andiamo a vederlo. Hey, Bob, how you doing? Hey, Roger, how are you? I'm just relaxing in the Swiss Alps. Take a look. Yeah, it's good for you. Listen, about the Switzerland film you want me to do, Yeah, did you see the boot film I sent you? I'm watching it as we speak. I don't like it. What? Just look at where you are, Roger. I mean, you got your mountains, your skiing resorts, your charming little towns, your green valleys. There's no drama. No drama at all. Seriously? But did you see the bits with the sunset? Roger, I'm a certain type of actor. I need an edge, conflict, jeopardy. Switzerland is just too perfect. Yeah, I guess you're right. That's exactly what I'm talking about. You guys are too nice. You should have said, fuck you. Okay, listen. How about the two of us on this special mission? We ski down the slope. What, skiing down the slope together? We go even skydiving. Come on. Then we land on these fields and the cows are grassing. Roger, I have to be honest with you. It's not happening. Ah. Sorry, Roger. Maybe call Hanks. Who? Possiamo anche spiegare, Giorgio, se vuoi. Sì, beh, io l'ho capito, è meglio che tu lo spieghi, sì, ogni modo. Vai pure rapidamente, Dennis, No, perché poi vado sostanzialmente, insomma, nel video Federer cos'è questo, Dennis? De Niro a partecipare a un progetto, insomma, per realizzare un film sulla Svizzera. Se alziamo l'audio di Dennis, grazie. Mi sentite? Vai pure.
No, dico che sostanzialmente nel video Federer cerca di convincere De Niro a partecipare a un progetto per fare un film sulla Svizzera, però De Niro non è molto convinto e dice insomma io sono convinto, è vero che la Svizzera presenta una natura incontaminata, paesaggi stupendi, però manca qualcosa, insomma manca il pathos che è un elemento chiave per la recitazione, dice De Niro. Certo sì, beh però poi si è convinto, mi sembra di aver capito alla fine del video. Ho mandato questo, poi vado anche dal sindaco di Cortina Piccolo, proprio in riferimento al suo intervento, perché è una promozione, lei è uno dei responsabili, il presidente del consorzio della promozione turistica di Padova, e qualche idea in questo senso l'avete anche voi per promuovere ovviamente le opere d'arte che è la città di Padova, visto che lei lavora ovviamente nel consorzio padovano e nel turistico padovano, ecco. E credo fatto vedere appositamente, perché credo che delle promozioni con delle persone delle città importanti come hanno fatto la Svizzera, mi scusi, con tutto il rispetto della Svizzera, noi abbiamo Venezia, Firenze, Roma, Napoli, cioè abbiamo tante più belle cosine della Svizzera, mare, monti, laghi, la Svizzera almeno non ha nemmeno il mare, noi abbiamo il mare, abbiamo tante belle robe, voglio dire, a parte le battute, il concetto che la promozione è fondamentale per la riuscita della crescita. Sì, beh, le città d'arte sono quelle che sono state penalizzate di più, come abbiamo già detto finora, e sono quelle che penso partiranno più tardi. Partiranno un pochino più tardi perché in questa voglia adesso diciamo che nel mese di maggio, molto probabilmente tra maggio e primi di giugno, si decide l'estate dove si va e anche si decide l'autunno almeno per settembre. E in questa logica qua ovviamente c'è un po' di difficoltà perché la gente vuole andare in montagna, vuole andare al mare, vuole andare negli spazi aperti perché qualche volta magari non sopporta di avere un passaggio stretto con 6 persone che visto perché dobbiamo rispettare i protocolli Covid, certo. Quindi non si può. Allora noi da qualche mese ci stiamo affiancando. Però mi scusi Piccolo, prima diceva Colasio che per esempio sono già tutti. Sì, infatti arrivo adesso. Le mostre sono tutte piene, quindi mi sembra. Arrivo adesso. Le risorse messe a disposizione si stanno riempiendo. Io vedo le telefonate, stanno telefonando per chiedere delle prenotazioni e le prenotazioni vanno ovviamente ad impattare sul sistema museale che è ridotto la Capitale Scrovegni a 10 persone oppure a altre strutture a 5-6 persone, oppure chiedono delle visite guidate in città. Stiamo organizzando dei percorsi guidati in città dove è possibile stare un po' di più all'aperto. Questo fatto che la città presenta delle zone un po' chiuse, le sta penalizzando un pochino, per cui partiranno, ma partiranno con una lentezza maggiore. Bisogna pensare alla prospettiva. In quel filmato una promozione, state pensando a come Noi stiamo pensando al dopo, difatti, perché l'estate, come dico, io credo che nel mese di maggio si decida l'estate. Noi ci stiamo affiancando da qualche mese all'assessorato del Comune di Padova per decidere assieme e valutare quali politiche di marketing affrontare per far tornare la gente a Padova. E ci sono delle cose abbastanza interessanti. Noi ad esempio per chi viene a Padova abbiamo comunque predisposto un sistema di visite guidate che parte il mese di giugno e giugno, luglio, agosto, settembre e quasi ogni giorno chi viene a Padova può trovare una visita guidata per vedere un monumento o per fare una degustazione o fare una passeggiata con una guida che gli spiega un po' il fascino. Ma per promuovere questo piccolo come state facendo? Questo è un elemento di accoglienza. La promozione ha bisogno di tempi, perché come dicevamo prima ci sono regole di ingaggio, c'è una programmazione, per cui quando io decido di andare in una destinazione o sono vicino e ho un traffico di prossimità o se sono un pochino più distante devo fare una programmazione. Noi stiamo organizzando col Comune di Padova un progetto di alcune politiche di programmazione che partiranno dall'autunno in poi. A Padova partirà entro il mese di giugno, dovrebbe andare online il nuovo sito di destinazione. Nel mese di luglio c'è il sigillo, dovrebbe arrivare il sigillo UNESCO alla città e poi ne parleremo e quindi è un elemento da utilizzare nella comunicazione. Noi stiamo pensando di preparare un contenitore che va da ottobre in poi. Un secondo momento sarà poi la Pasqua per il prossimo anno perché bisogna programmare e fare un po' di interventi. Quindi da un lato cerchiamo di organizzare l'accoglienza
per chi comunque arriva, per accoglierli e portarli a visitare la città. Dall'altro lato stiamo pensando a tempi più lunghi di fare una campagna di marketing che parte da settembre in poi. Noi saremo alla TTG di Rimini, dove andremo nel mese di ottobre, dove andremo ad incontrare degli operatori per vendere la città. Abbiamo presentato un progetto. Avete in programma, insomma, Abbiamo presentato un progetto molto importante, adesso ci sono i bandi port della Regione Veneto. Abbiamo presentato un progetto molto importante della Regione Veneto che prevede una serie di attività. Da ridire su queste cose qua, perché poi saluto il sindaco di Cortina. In tutto questo dovrebbe, in teoria, io chiedo con una provocazione ovviamente, avere meno problemi, perché tutti i turisti di Torino hanno la casa, la villetta lì, è una cittadina sorridente delle Dolomiti, sicuramente la più bella, tra poco ci saranno le Olimpiadi, insomma, e quindi lì avete un po' meno difficoltà, tranne questo inverno che gli impianti ovviamente erano chiusi, ecco. Ma in prospettiva? Diciamo che abbiamo perso praticamente la stagione invernale, se non fosse per la parentesi dei mondiali di sci nelle 2 settimane di febbraio, che certamente hanno portato un po' di ossigeno. Però complessivamente soprattutto il settore alberghiero non è praticamente partito. Abbiamo dall'altra parte molte seconde case, queste sì, devo dire, hanno riempito la valle e quindi un po' di attività è stata fatta. In prospettiva ovviamente l'importante è innanzitutto resistere, e noi diciamo che siamo pronti, nel senso che sia a livello di eventi e di proposte ne abbiamo molte, ne avevamo per la stagione invernale, ne abbiamo anche per l'estate, e quindi aspettiamo solo di capire che vengano definite le regole. Il nostro problema è stato un po' questo, devo dire, per quanto riguarda il turismo, noi guardiamo in questo momento a un turismo più italiano e di prossimità, gli stranieri prenotano con largo anticipo, quindi diversi mesi prima, quindi sicuramente non hanno guardato all'Italia. I colori delle regioni certamente non hanno e non stanno aiutando, perché comunque chi viene dall'estero fa fatica a capire che questo sistema che è stato adottato. Sicuramente la Spagna e la Grecia hanno corso più velocemente, però devo dire in prospettiva sicuramente c'è molta voglia di montagna, c'è molta voglia soprattutto della proposta che noi riusciamo a fare, quindi a livello di sport, di benessere, una vacanza salutista, l'insegna ovviamente del distanziamento. Il problema sono proprio, diciamo, la clientela straniera che non ha potuto prenotare. Noi lavoreremo, diciamo, probabilmente più nel periodo di luglio-agosto, anche con una clientela, come dicevo, straniera, probabilmente più austriaca, germanica, forse francese. Gli stranieri che vengono a Cortina sono anche di paesi molto lontani. Noi lavoriamo molto bene con il sud-est asiatico, quindi con nazioni emergenti come Corea, come Thailandia, come Cina e Giappone. Certamente questi, come accadrà e accade a Venezia, non sono previsti per il momento. Le faccio una battuta, mi raccomando che i cinesi non comprino Cortina, perché se voglio comprare un po' tutto il mondo che non comprino Cortina. A parte la battuta, Sindaco, però diciamo che vista la location, visto Cortina, che ovviamente è nominata in tutto il mondo per la qualità, per la bellezza, davvero come posto turistico è una situazione più facile da completare rispetto al turismo della città, al turismo del lago. Per esempio la montagna e il mare dovrebbero avere più facilità a subire questo danno immenso che hanno avuto nel tempo della pandemia, e quindi potranno recuperare più facilmente il turismo e il percorso perso nei tempi scorsi. Sì, allora noi abbiamo perso la stagione invernale, che incide per il 60-65% sull'anno, perché abbiamo la fortuna di avere una doppia stagione, ma certamente l'inverno è la stagione più importante. Avremo, io immagino, un buon luglio e agosto e forse anche settembre. È certo che dobbiamo trovarci pronti per la prossima stagione invernale. Noi confidiamo in quello che viene definito come l'effetto rimbalzo. Sicuramente dopo questa crisi e con l'arrivo del vaccino ci sarà più voglia, anzi molta voglia di viaggiare. È certo che in questo periodo bisogna resistere.
La filiera legata all'impiantistica, allo sci, ha sofferto molto. Solo in valle abbiamo 250 maestri di sci. Ovviamente non sono solo gli albergatori o gli impiantisti, ma ovviamente tutte le famiglie che vivono, che lavorano all'interno di queste strutture, che in questo momento sono ancora in una situazione di difficoltà. E certo, abbiamo visto anche il filmato della Svizzera. In Svizzera si è potuto sciare durante il periodo invernale, quindi le nostre concorrenti sicuramente hanno avuto questo tipo di vantaggio. Dall'altra parte devo dire, come Cortina, grazie ai mondiali di sci e in prospettiva alle Olimpiadi che ospiteremo nel 2026, Milano Cortina 2026, devo dire certamente la nostra località ha un grosso potenziale, si sta investendo molto, c'è molto interesse anche rispetto alle località nostre antagoniste svizzere tipo St. Moritz. Noi registriamo molte persone, molte famiglie che si stanno spostando da St. Moritz verso Cortina, e questo sicuramente è un indicatore importante. Può rimanere ancora un po' con noi, vero Sindaco? Lei può rimanere ancora un po'. Assolutamente. Mason non l'ho più visto, Mason deve dirmi qualcosa, non ho visto né il braccio alzato né nulla, sta seguendo la trasmissione. Deve dirmi qualcosa, Mason, per quanto riguarda numeri, tant'altro? Sì, volevo solo fare un accenno. Le agenzie di viaggio, i tour operator, eccetera, vuol dire 1100 attività. Vuol dire nel Veneto, attenti, quasi 4.000 addetti. Allora, io dico sempre con un po' di polemica, per richiamare, per suscitare un po' di maggiore attenzione. Per crisi aziendali di 250-300 persone, legittimamente, facciamo confusione. Si va in piazza, si protesta, si fanno tavoli di crisi, tavoli al Mise di qua e di là. Per 4.000 addetti, 2020, crisi totale, silenzio completo, cioè sono degli inesistenti, degli invisibili. Questo è uno dei motivi di polemica. La seconda cosa, e chiudo, è vero, i voli sono andati in forte crisi, tutta l'attività aeroportuale terribile, meno 80% circa, 2020 su 2019. Però, siccome sono, come dire, strumenti importanti di vita, di comunicazione fra le varie comunità di vita dei paesi, delle nazioni, eccetera, hanno anche avuto molta attenzione e anche, diciamolo francamente, anche molta attenzione economica da parte della comunità europea e da parte di altri organismi. Quindi dico positivamente, non per invidia o per fare come dire, aziende di prima classe e di seconda classe, lo dico perché così dovrebbe essere stato il comportamento per tutti. Ma abbiamo parlato degli invisibili, possiamo parlare di tanti altri invisibili nel mondo delle partite IVA, che, attenti, guardate che nel Veneto il mondo delle partite IVA vuol dire 500.000 di persone come titolari, più poi tutti gli addetti, cioè parliamo di numeri importanti, sui quali non registro la dovuta preoccupazione. Boretto, vado in pubblicità, però prima lancio poi vengo da lei perché però lancio una provocazione così mi risponde a rientro alla pubblicità. E mi domando, nel ragionamento che aveva fatto prima Piccolo, che è intervenuto, che lei ha detto sarebbe da fare un ragionamento, ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere. Noi avremo le fiere, ha citato, non ricordo il luogo dove andava una fiera per promuovere... In questo momento per noi è un problema di accoglienza per chi arriva. No, perfetto. Poi faremo una fiera, era in prospettiva questo ragionamento. Mi domando, mi faccio la domanda e poi le chiedo la risposta, la prenda anche banale, la prenda così da non addetto ai lavori, però da Padovano l'ho sempre pensata. Io, se fossi un cittadino di Abano, sindaco di Abano, vado in tutte le fiere del mondo a promuovere Abano, Montegrotto, le terme, e dico, sentite, venite qui, vi fate 10 fanghi e vivete 10 anni di più. È la provocazione al massimo. Perché questo non è mai stato fatto e fatto in modo tale che la gente venisse per questo sistema, che credo sia una delle cose che fanno in tanti, ed è la verità, tra l'altro ho detto 10 anni in maniera provocazione ovviamente, però che ti fa vivere di più. Vieni a Abano, vieni a Montegrotto, fatti un fango e vivrai meglio, vivrai bene e ti aiuterà per il tuo corpo a rinascere. Perché Abano non ha fatto una campagna di promozione a livello mondiale sotto questo profilo? Mi risponde dopo la pubblicità, va bene? A tra poco. Una domanda.